Saluti a tutti! Ben trovati, Dobbiamo ben ringraziare trovati. per le decine di migliaia di ascoltatori che seguono questa. Vabbè, no, e non è è seguita una la bugia, trasmissione, questa è vera, vero, decine sì, di migliaia. molto seguita. Va bene, e siamo veramente contenti, soprattutto io, mi dispiace la presenza di Desiree, però pazienza, ce la dobbiamo presenza di tenere. Desiree, Ma scusami. te dovevo Ma vedi salutarti come anche cambia prima. argomento, E ragazzi, saluto vedi, anche le te. E telecamere. perché no? Oh. Te. E anche te saluto. Saluto la telecamera dell'artrosi Dell'artrosi cervicale. cervicale. E chi poi? Devi salutare la piccinina che poi chi? te lo scordi, dai, avanti. Anica! Niente. Ecco qua, Anica. È un rito, è è un ultimo rito. ma non ultimo. Lui è il primo, guarda, il primo Lo di zio tutti. Gianni. Lo zio Gianni, Che vedi? adesso non vuole stare più là. Si è Dice spostato. no, perché soffriva. Perché soffriva? Perché soffriva, capito? E Che allora, vuol dire soffriva? capito? Lui da lì a qui vedeva. Andiamo avanti! Andiamo avanti! Ragazzi, non lo, vabbè. continua a non capire, Vabbè, però non ti vabbè. preoccupare, non ti preoccupare. Sei uno scemo, sei. Tu navichi? Io navigo, certo, sono in tutti i social, logico. Tu? No, io soffro il mal di mare, ma che navigo? Io veggio in macchina, in treno, ma no, non ne dobbiamo Ma che parlare. c'entra il mal di mare, scusami? no, Ma io- stiamo parlando di navigare sul web, no? Vabbè, ho scherzato, lo capisco che era navigare sul Eh. web. Come infatti queste ricette, Sì? io ho messo la spina e ho preso queste ricette. Che c'entra la spina, scusa, col Ho web? messo la spina e sono del web. Ma che c'entra la spina? Ma parla bene, ma dove la che metti tu dici? la La spina? spina che c'entra? Dove la metti la Ma la spina? spina nella presa. Che Presa c'entra dal con- web, questa ricetta è presa dal web. Vedi come ciuffo. Me ne posso andare, ragazzi, per favore, dai. Me ne posso Lo andare. sai perché non te ne puoi andare? Solo per Perché? l'assaggio. Vabbè, torno dopo, alla fine tu Torni mi dopo. chiami, mi fate uno Bene, squillo, allora, Desiree è pronto. quest'oggi facciamo delle ricette prese dal web. Prese dal web. Una è pisei e fasoi. Fasoi e pisei. Ah. Fasoi e pisei è una bella zuppa di fagioli con una pasta fatta con farina, pan grattato e acqua dei fagioli. Addirittura. Ti rendi conto? Pazzesco. Poi faremo le uova in cocotte. Per cocotte Che si fa per si intende cocotte? questa. Ah, questa, Capito? ok. E noi faremo un composto di Sì. base di formaggio brie, che a te so Mamma che mia, non il mio piace preferito, completamente. ragazzi, il mio preferito. Poi aggiungiamo del Buonissimo. latte, per cui prima facciamo una piccola fusione, poi aggiungiamo del latte, lo depositiamo qua, apriamo 2 uova, e, insomma lo facciamo vedere, è Infatti, inutile che ne scusami, parliamo. lo fai, dai. me lo stai spiegando adesso? Tu ne volevi Allora, parlare. È chiaro che quelle del peso del web è come me, che faccio di mestiere l'attore, faccio una commedia interpretata da altri, ma io la interpreto a modo mio, è giusto? Ma Per che cui vuol anche dire? che ci sono delle variazioni a mi manera. Ma, A vabbè. mi manera, e vas, e todo más, e che sono... Possiamo iniziare, per favore? Che ne pensi? Prendiamo questa, là. Bravo. Guarda. Complimenti. Wow, Bravo. incredibile. Bravo. La andiamo a posizionare sul fuoco e apriamo le danze con un prezzemolo. trito di prezzemolo. Faccio io? No. Sì, fai tu. E io faccio un'altra cosa. Mi dai il coltello quello da affettare, quello lungo. Aspetta, Sì, Questo? brava. Scusa, lo potevo fare io quello. E lo so perché lo volevi fare tu. Prezzemolo, mi dà. Tutto il gambo si leva, giusto? Sì, il gambo toglilo che a me No. dà un po' di amaro. Ecco fatto. Queste sono quelle variazioni che sto facendo io a quella ricetta che avevo visto sul web. Guarda ragazzi, ma che cosa? Ma a raccontarlo non ci si crede. Ciao ragazzi. Ecco qui. Senti che bel taglio che sta dando. Una foglia di alloro che poi andremo a togliere. Ti ho scioccato, eh? Un Vuoi pochino messo? di soffritto. Vuoi messo lì adesso o dopo? Metti. Allora, Mi dai dell'olio certo. e una nocella di burro, piccola, così, guarda. Allora, non mi fare perdere, abbiamo Così. messo sedano, carota e cipolla, prezzemolo, gambuccio di prosciutto e burro e metti anche Sì, l'olio insieme? Sì, certo. Un po' di olio. Olio. Ah, E voilà. E mamma le soffre. mia. Allora, Mi dai il cucchiaio da Lenis.
E cominciamo E cominciamo. a mescolare così. Allora, prima noi andiamo a preparare il condimento Sì, e dopodiché andiamo a preparare la pasta, perché lo dobbiamo fare noi. addirittura, Che sono pazzesco. i pesei, giusto? Ah, Coi fagioli. io Guarda pensavo come fossero stiamo piselli, andando. ragazzi. No? I piselli, vabbè. Allora, hai messo anche la salvia, ho visto, Sì. giusto? Senti che bel profumo, lo Sì, senti? sì, lo sento. A questo punto aggiungiamo i fagioli, mi dai un mestolo? Certo. Grazie, my dear. Vuoi- Mestolo. Questo, Mestolo. Mestolo, grazie. Tieni. E andiamo alla via. Senti, questi fagioli l'hai cotti, come sono? Sono già precotti. Precotti, ok. Se volete potete usare quelli in scatola, fate voi, insomma, fate voi. Capito? Bene, quindi poi metti A praticamente i questo fagioli punto, dentro. questa qui, ci recuperiamo un po' di acqua perché ne abbiamo bisogno. Così, dove c'erano i fagioli, e voilà, E voilà. è così. Ricordiamoci poi che dobbiamo togliere la foglia di alloro, che se dovesse masticare a essi dà fastidio. Ah, eh sì che... Allora. che è intelligente, si capisce subito. A questo punto passiamo a preparare la pasta. Bene, Va ok. bene? Ok. Dammi un cucchiaio che è meglio, guarda. Tieni. Aspetta, ne ho presi due. Tieni. Ok. Ecco. Farina Fontana, giusto? Sì, sì. Di Trevi? No, Fontana è la farina del mondo. Lo sapevi? Fontana, La farina Fontana si chiama del mondo. Ah, sì? Sì. Non lo sapevi? No. Sai perché? Perché? Fontana. Il mondo non si è fermato mai un momento, perché la canta Jimmy Fontana. Ragazzi. Andiamo avanti, va bene. E Allora, poi aggiungiamo del quindi- pangrattato. Così. Scusa, ma questo è l'impasto per la pasta? Sì. E metti anche il pangrattato? Sì. E questa è la ricetta. Questa è la ricetta, pazzesco, quindi farina, pangrattato e verrà tipo rustica, quindi un Molto po', rustica, giusto? certo. E anche con un gusto proprio già di pane. Questa pasta non Questa vedrà pasta? né acqua né olio, Solo con l'uovo? né uovo, né acqua né uovo. E che ci metti, scusa? E ora te lo faccio vedere. Mi dai il mestolo? Sì, Allora l'abbiamo messo qui, è qui, è qui. Ecco qua, arrivo. l'acqua di cottura metti? Pazzesco. Yes. Dai. E cominciamo. Quindi metti l'acqua della cottura dei fagioli praticamente, Oh yes. giusto? Oh yes. E piano piano andiamo a incorporare, ce ne vuole dell'altra Eh forse sì, un po', vero? pochino sì. Ma infatti ci portiamo anche gli aromi, capito? Il prezzemolo che abbiamo messo, la cipolla. E vai così. Allora dobbiamo dare un poco di mano, che può sembrare po' poco impastare. però non dobbiamo fare un pastone, ma dobbiamo fare un impasto per la pasta. Vedi? Ecco, Allora andiamo, raccogliamo, questo lo abbassiamo. Ecco qua, dai, dobbiamo continuare questo dobbiamo lavoro. aggiungere un come po', giusto? Vuoi che te la ancora metto no, io? ancora no, Ti metto perché io un sento po'? che c'è umidità. Ah, ok, c'è Ancora umidità? no, sì, E dove? nella pasta, Ah, nella pasta. capito? Facciamo così. Anche perché fa male l'umidità alle ossa. Certo, alle ossa. cervicale. Ti stai sentendo all'ossa, noi diceva mio nonno. Tu lo sai fischiare? È umida? Com'è? Fischiare sai come si dice in dialetto, no? No. Come lo dite voi in dialetto a Catania? Come si dice a fischiare? Catania fischiare, ragazzi? Tu? Fischiare si dice. La notte frescare. Ah, friscare, sì, giusto, giusto. Frescare Friscare. con la R. Friscari, anche da Sì. noi. Ora si dice sapevi così. tu che prima, Mm. molto tempo fa, Eh. quando ero ragazzino io, insomma molto, quello che... Sì, fischiare era maleducazione. Veramente? Sì.
Vabbè, Fischiare bisogna era vedere uno maleducazione. dove va, certo. No, era maleducazione. Fischiare era maleducazione. E lo zio Gianni, Oh zio Gianni. ti giuro, Bello, che quando diceva? io fischiavo, sai che mi Che diceva? diceva? A finisci di frescare, poi scusa sentire l'uossa. Capito? Faceva frescare e il fresco che entra nelle ok, ossa. quindi bene, vabbè. Hai visto che abbiamo recuperato quasi tutto? Bravo, quindi questa pasta è pazzesca perché avrà poi tutto il sapore praticamente anche Sì, dei fagioli, esatto, no? Esatto, esatto, perché è una pasta fatta a base di... Signore, Senza io l'ho presa dal niente, web e mi è piaciuta. e senza Qualche modifica uova. l'ho fatta nella cottura. Cioè farina, Sì. pangrattato e Esatto. solo l'acqua di cottura E l'acqua di del, cottura dei fagioli, del brodo. che ancora non abbiamo salato, eh? Bene, quindi adesso come la facciamo questa Questa pasta? diventerà tipo un gnocchietto, capito? Bene, Raccogliamo tutto così. quindi non ci serve la arrullo macchina della compressore. pasta, no. No, la macchina No. è fuori perché già va bene. Va bene. E va Che bene. cretino. Eh? Allora, va bene. Ti è piaciuta la commedia Miseria e Nobiltà, quella che abbiamo fatto all'Angelo Musco? Molto bella. Bella, vero? Tu bravissimo. Grazie, sei troppo gentile. È venuta anche la direttrice di produzione. E che ha detto? Ah, mi ha detto Totino, veramente, proprio levaci mano. Così mi ha detto. Daniela? Daniele. Cioè, io non me l'aspettavo. Allora, va bene, quindi l'impasto diciamo è umido? Tolta l'umidità? Senti, senti. No, non è più umido. Te l'avevo detto, lo metti qua e lui si attacca, c'è la ventola. Cominciamo a lavorarlo così. Cioè, è strana sta cosa questa ricetta che c'ha il pane e c'ha la farina. È pazzesco, eh? Poi infatti si sente, la consistenza si sente particolare. Allora, Deve sempre riposare un pochino. la mettiamo in frigo a No, riposare? no, va bene così. Fuori dal No, il frigo. frigo sente freddo. Poverina, mi sembra brutto. Consigli per i consigli e poi vi faccio vedere. A tra Intanto poco. consigli per i consigli. Prendiamo un mattarello, Un mattarello, sì, un po' di un spolvero po' di così. spolvero, quindi adesso facciamo gli gnocchetti, abbiamo Adesso detto, facciamo giusto? questi gnocchetti. Signori, è la prima volta che li faccio, Mamma mia. qui non so quale sarà la resa, però noi non ci arrendiamo. Ha una e li consistenza particolare questa pasta, facciamo. Molto giusto? particolare, devo dirti, Bene, quindi la veramente stendiamo. particolare. Ecco. Siccome sappiamo che gonfierà, giusto, noi la facciamo un poco più fina. Senti l'odore, ha un odore stranissimo. Particolare, vediamo, fammi un po' sentire, guarda. Sì, Senti? sì, vero. Ok. Si sente tutto, sedano, carota, cipolla, fagioli, Tutto, prezzemolo, tutto. alloro. Questo lo abbassiamo, sai perché? Perché così usciamo tutti e due i piatti insieme. Ti piace? Ah, sì, mi piace, Ti piace? mi piace. Mi prendi una pirofila, quella ovoidale. Ecco, Mettiamo qui sì, un pochino di spolvero. vai. Così, scusa. E andiamo a prendere questo tagliapizza La che rotellina? noi usiamo per tagliare la pasta. Ecco, Intanto facciamo così, togliamo questi bordi, questi bordi. togliamo questo per adesso, Bene. che comunque non buttiamo, No, giusto? poi lo Desiree? rimpastiamo, giusto? Noi non buttiamo mai e facciamo, Come li fai, scusa? Che fai, delle fettuccine? no, facciamo dei quadrini. Ah, dei quadrini, che bellini. E poi andiamo di così, di Bella. così, di così, Bella. di così, di così, dillo pure tu, Meraviglioso. Un Dillo altro pure di tu, così, di dai, di così. così. Fammi fare a me l'ultima striscia, dai. Mi fai. anche due, no, Due uno, strisce? va bene, uno. Aspetta. Dici di così, dici di così. Palermo Catania sta facendo. No, è Di così, dritta. perfetto. Perfetto, guarda. un'altra la faccio? Sì, fallo. E quella viene piccola. Tanto ha fatto rettangoli, trapezzi, ha fatto tutto quello che ha voluto. Com'è? No, niente, tutto a posto, Ti bellissimo. piace? Molto. Quelli sono più piccoli, ma che Devo ci dire, fa? non ha importanza, dai.
non tutti vengono per nuocere, tutti i noci. Prendiamo questo Quindi? intanto e mettiamo qua così. Lei mi spolvera un poco questa pasta, madonna. Qua sopra? Così? Sì, Sopra? sì, bene, bene. Ecco. Visto. Che c'è? Non li hai tagliati a fondo. Vabbè. Cioè, tanto dovevano andare attaccati, tu lo sapevi. Che c'è? Si dovevano staccare dopo. Dico stupidaggini. Scusa, non ci vuole un minuto. Questi li hai fatti tu, non li ho Sì, fatti sì. io, guarda. Hai ragione, hai ragione. Allora, vabbè. Quindi, quadrini pronti, belli dopo quadrini, questa molto carini. Ok. Poi, Questa per ora la togliamo e poi la useremo. E adesso andiamo a preparare immediatamente l'altro piatto, Desi, ci sono e ci serve un tegamino. un tegamino. Vedi se c'è un tegamino? Ci dovrebbe essere. Un tegamino Piccolino. oh, che cos'è? Forse di qua, forse di qua. È questo? No, sì, tegamino. Scusate, ve lo devo fare vedere. Un tegamino mi ha detto, è questo? Va bene così. Se le chiedevo una pentola grossa mi portava un'autocisterna. Scusami, ma non c'è il Qua è, tegamino. qua è, Ah, qua è, questo. Qua è. Va bene. E allora, innanzitutto questo facciamo così, la spostiamo qua. Questo lo mettiamo qua, mi dai del latte? Eccolo. Ecco qui. Questo latte così. Così. Ecco. Lo facciamo andare avanti avanti. Mi dai quel formaggio che a te non piace, per favore? Mamma mia, ragazzi. Brie. Dove l'hai comprato? Ferma. Dove l'hai comprato? Dove l'hai comprato? Ferma. È buono? Ferma. Di qualità? Certo che è buono, guarda, è francese. Di origine. Dammi l'ultimo pezzetto, quello piccolo. Mi corrompe. Buono. E mi sto preparando per fare le uova in cocotte. Allora, hai messo il latte, giusto? Sì, e sto creando una crema. Prendiamo la cocotte. La signoria vostra, mi serviva la fetta per decorare. Ma no, il era piatto. rotta, era rotta. Va bene, prendita. Era rotta. Prendita. Quella di sotto non si vede poi, scusa. Va bene, allora. Ok, ora se tocchi ti taglio la mano. No, va non bene? lo tocco più, basta. Stiamo facendo un fondo che mi serve per la cocotte. Si deve sciogliere la Sì. brie, giusto? Stiamo facendo questa fonduta. Sì. Tra poco ti chiedo del parmigiano e del pepe. Ok, ci sono parmigiano Allora, e pepe. prima pepe, vai. Dove lo metto? Lì dentro? No, Qui? metti da Daniela, vedi? so. Non lo so. Vai. Vai così, Ecco. perfetto. Ancora? Parmigiano? No, va bene. Appena ti dico io, spolveriamo un cucchiaio di parmigiano. Dov'è? Qua, eccolo. Sì. Dai che ci siamo quasi. Metto? Vai. Un altro cucchiaio e basta. Basta così. Ok. Latte, brie, pepe e parmigiano. Esatto. Ma dai una frusta, Gioia, così lo vediamo meglio. Certo. Eccola. E abbiamo fatto la cremina, giusto? Esatto. Ce l'abbiamo quasi pronta. Deve essere proprio cremosa? Più o meno, perché poi farà il suo lavoro. Ora ti faccio vedere come. Prendiamo Ecco. il cucchiaio con cui avevamo mescolato e andiamo a mettere E la mettiamo là. Ah, guarda che bello, rimane un po' così tipo... questa granella di brie. Questa granella di brie. Così. Eh. Prendimi una padellina, questa Sì. di qua, Quale? qualunque sia anche questa, la Vai. mettiamo qua, accendiamo al massimo, mi metti un po' d'olio, Un po' d'olio. io prendo una fetta di pane che avevo Preparato. qua, togliamo questi utensili. Togliamo, il resto guarda, tutto facciamo sì. un po' di pulizia, guarda. Togliamo Faccio un po' queste così. cose, questa non ci serve. Così. Ecco. E togli la buccia, giusto? Poi con la crosta, Ecco. questo lo togliamo.
E questa è una variazione che ho voluto fare io a Me lo fai questa fritto? ricetta. Sì, qua così. Così. Sono delle ricette che non fai ogni giorno, chiaramente, però una sera ti vuoi fare una cena un po' diversa. Più particolare, volete fare una cosa più Dice, particolare? facciamo due uova, ma le Due facciamo uova un in po' cocotte. diverse, capito? Allora, quello invece com'è? Pronto? Quello sì, ora deve solo bollire. Facciamo bollire. Togliamo questo. E appena balls, tu Guarda, balls. sta bollendo, guarda. Sbalzi dentro. Vado adesso? Sbalzi, vai. Ecco, E questo lo possiamo Così. togliere. do una mescolata con Sì. questo, giusto? Sì, Ecco. sì. E sì. Ok, fallo cucinare. Ci siamo. Quanto cuoce questa? È Non pasta molto, fresca, quindi non poco, molto. giusto? Guarda, Allora, Daisy, qui nel prendiamo due frattempo uova. invece abbiamo, Due uova. mamma mia, guarda un po', quindi quella cremina col formaggio brie. Le uova messe su così direttamente? Le rompi Così. sopra? Così. Mettiamo un pizzico di sale per educazione, non per altro. Per educazione, Un tieni, pizzico vai. sull'uovo. Metto io? Sì, ma sull'uovo solo. Così? Sì, basta. Ecco. Così, No, metti quello su. così. Così. Ecco. E il pane fritto. Così. E così. E adesso che fa? Va in Lo andiamo a forno? mettere in forno. Ecco, quanto sta in forno? Dacci non più di indicazioni. 5 minuti. 5 minuti, quanti Fuoco gradi? forte Forno forte? e ventilato. Ok, quindi 5 minuti in 200, forno. 220 ventilato. Nel frattempo che facciamo? Sistemiamo? Sistemiamo accendiamo- un poco, diamo un po' di pulizia. Aspetta, il tocco di classe, un cucchiaio. Ecco. Ecco, 2 cucchiai di passata di Due pomodoro. cucchiai di passata, che mi serve giusto per dare, sai, Un po' di colore? no, no, dà anche un suo sapore. Ecco qua. Ci siamo quasi. Questi vogliono una cottura di più o meno 5 minuti barra 7, perché 5-7 essendoci il minuti. pangrattato serra molto. Ok. Però noi il tempo di svacolare Torniamo e siamo da subito. voi. 3 ore e siamo da Che voi. 3 ore? Di me. Eccoci qua, Pronti? tutto bello pulito. Prima di tutto usciamo la cocotte. La cocotte è pronta? Le uova in cocotte. Cocotte. La cocotte si è cotta? Si è cotta la cocotte. Mi sono bruciato. Si è cotta. Mamma mia, che sciccheria. Questa è una sciccheria, lo Hai sai visto? tu? Questa la mettiamo qua. Sì. Mi prendi un Fa cappello venire del un prete? po' di languorino, come si suol dire. Ecco, togliamo la foglia di alloro che avevamo Ecco. messo perché non ci piace in masticazione. Ecco. Il Vuoi mestolo. un mestolino? Questo. Eccoci qua. Mamma mia, questi quadrotti, ragazzi. Questi, sai che è un bel taglio questo qua della pasta così, Sì. a quadratini? Metti quello là, quel pezzo di coso lì. Quel gambuccio là, guarda. Cioè se le va a cercare, è incredibile. Va bene, basta così. va dai. bene così. Va bene così. Aspetta, diamo una pulita. Così. Pazzesco, Del parmigiano? ragazzi. Parmigiano, un po' d'olio? No. Sì, Anche. sempre. E anche una spolveratina di pepe. Mamma mia, guarda, parmigiano, pepe, Spolveratina di pepe. ecco, Olio. olio, a te. E voilà. Che cosa non è? Cosa non E è? abbiamo i nostri piatti. Pronti? Per cui io oserei dire passiamo all'assaggio. Passiamo all'assaggio. Iniziamo da Da quella? questo, Cucchiaio, no? sì, Guarda, sono proprio curiosa di diamo una assaggiare mescolata. questa pasta per questa, diciamo, particolarità della sua preparazione. Dai. Buona, buona. Complimenti a chi l'ha fatta. È buonissimo. Buona. Dai, ma veramente? Ottimo. Bella
Dovrebbe essere bella sostanziosa, vero? È proprio saporita. Sì. Buona, vedi il gambuccio quello che ti ho detto prendi? Ho l'impressione che io stia risultando anche monotono. Assaggio è uno, basta, no mangiaggio. Va bene, L'hai messa poco pasta, eh? poco, Guarda. guarda qua. Cioè, guarda dov'è. Due. Due impiccicati, vai. Due è il coso c'è anche, guarda, il gambuccio. Questo qua. C'era già comunque, eh? Questo. Ecco. Con Guarda. questo lo levo il piatto, io lo levo. Ok. Perfetto. L'ho tolto, se n'è andato, finito. Aspetta. Prendi un altro cucchiaio. Buona, eh? Buona. Dobbiamo fare una cosa, guarda che facciamo. Wow. Guarda. Wow. Rompi tutto insieme, mamma mia. Ah. Questo te lo do io a te così. Mamma Prendilo. mia, ragazzi. Aspetta, prego. C'è tutto qui c'è tutto. Ma è calda però. Non è caldo, dai, brucia. Così si brucia. Io lo faccio apposta, Mangia, Desiree, mangia. È l'uovo. Vabbè. Io lo mangerei già, sai. Dici? Sì. Non si è bruciato. Pazienza. Si mischia tutto, sai? Certo, Cioè, si non deve capisci mischiare cosa tutto. mangi perché è proprio tutto un insieme di... Ma è buono? Un intingolo di uovo, brie. Buono. Va bene. Signori, alla prossima. Siamo contenti, lei sta facendo finta di assaggiare, ma non è vero, non è vero. Fammi prendere. Alla prossima saluta almeno. Un altro pezzo di di qua. di ciao, alla prossima. Vabbè, ma è come se fosse, dai. Come se fosse, alla prossima. Pisarei e fasoi. Per i pisarei, 150 g di pangrattato, 300 g di farina 00, 300 g di acqua di cottura dei fagioli calda. Per il condimento, 500 g di fagioli borlotti, 150 g di maiale, 50 g di burro, una carota, una costa di sedano, una cipolla, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, alloro e olio evo, uova in cocotte, 4 uova, 200 g di formaggio brie, 100 ml di latte, pane raffermo e paprika.